Signore e signori, buonasera dal centro sportivo 3M. Eccovi un'altra giornata importante del campionato di Serie C1 calcio a 5, Serie C1 futsal per essere precisi, giusto essere molto precisi, specialmente in questo caso, in una partita così importante. 3M contro Akekas, due squadre che lottano per obiettivi diversi ma con la stessa fame, la fame dei 3 punti. 3M che è prima in classifica a pari merito con altre due realtà importanti come Cus Palermo e Sporting Alcamo, 17 punti. L'Akekas invece che sta e naviga nella zona play-out con appena 7 punti. Giusto per darvi un po' di numeri, il 3M nell'ultimo scontro diretto ha vinto 5-8 contro proprio lo Sporting Alcamo, consolidando ancora di più la sua classifica, il 3M di Mister Zapparata, e l'Akekas che invece ha vinto la sua ultima partita dell'ultima giornata appena giocata contro l'Isola Calcio a 5, ha vinto in una partita importante proprio per la zona dei play-out. Io sono Ludovico Canfuso e per Sporticili commenterò oggi questa bellissima partita importante. Le due squadre aspettano l'ingresso in campo, sarà una partita davvero importante per tutte e due le squadre, ripeto, l'aggettivo importante proprio per la rilevanza che ha questa partita per tutte e due le squadre. Un 3M che deve consolidare la classifica e un Akekas futsal che invece deve difendersi dal rischio dei play-out. Nel frattempo vi leggiamo le due formazioni, cominciando per la squadra fuori casa. Abbiamo l'Akekas con in porta Riccardo Arrigo, il numero 77, poi abbiamo il numero 21 Matteo Costantino, numero 5 Angelo Sacco, numero 27 Alessandro Cillari, numero 22 Mattia Consentino, numero 28 Alessandro Di Canci, numero 26 Gabriele Alfano, numero 17 Simone Zambuto, numero 6 Davide Cacciatore, numero 10 Sirone Benito e il numero 9 Spaziani. Intanto le due squadre stanno prendendo l'ingresso nel campo, nel mentre vi leggiamo la formazione della squadra di casa del 3M. Col numero 1 Alessandro Norfo, col numero 2 Messina, col numero 5 Di Grazia Carmelo, col numero 6 Mario Molinaro, col numero 7 Roberto Restivo, il capitano, col numero 9 Giovanni Salerno, il vice capitano della squadra, numero 11 Girgenti Salvatore, numero 19 Emanuele Runfolo, numero 20 Salvatore Manga, numero 23 Antonio La Spisa. I due under sono appunto i 2003, Mangano e La Spisa. Poi abbiamo due giocatori simbolo di questa squadra, sono Calvaruso e Calò, uno dei capocannonieri della squadra. Insomma, l'allenatore lo conosciamo tutti nel panorama del futsal, è mister Roberto Zapparata. È stato, e io lo ribadisco sempre, per me è stato un onore essere stato allenato da lui quando giocavo, nei vecchi ricordi passati di giocatori di futsal tanto tempo fa ormai. Tornando alla partita, possiamo vedere come il 3M deve affrontare una squadra comunque relativamente giovane contro invece l'esperienza dei lupi del 3M. Insomma, il contorno è davvero bellissimo, in un clima sicuramente freddoloso, ma comunque il campo regolarmente in ottime condizioni, quindi insomma siamo praticamente pronti per cominciare questo incontro. Si aspetta soltanto il fischio inizio dell'arbitro e siamo davvero pronti per cominciare. Intanto le due squadre si caricano in panchina. La carica del 3M del capitano, quintetto che si schiera con Norfo in porta, poi abbiamo Calvaruso e Calò, abbiamo Roberto Restivo e Carmelo Di Grazia, un quintetto sicuramente d'esperienza con i due giovani che subito possono dare l'impronta giusta. Siamo praticamente pronti per il fischio inizio dell'arbitro, tra poco cominceremo l'incontro. Akekas che si schiera invece con il quintetto, possiamo vedere D'Arrigo, possiamo vedere il numero 10 come pivot Sirone, il numero 28 Di Canci, il numero 27 Cillari e come centrale difensivo, scopriamo se mi aiuteranno i numeri a capire, il numero 6 Davide Cacciatore.
siamo praticamente pronti, le due squadre si stanno scaldando. Certo il clima non aiuta, ci sono temperature bassine, però siamo in inverno e l'ambiente è quello giusto. Si riscalderà sicuramente durante il corso della partita il clima qui al Centro Sportivo 3M. Prontissimi per cominciare questa nuova giornata di campionato. Mi raccomando, potete seguire tutti i canali sporticili sui nostri social, YouTube, Facebook, Instagram, insomma ne abbiamo per tutte le salse e per tutti gli intenditori di futsal. Siamo qui presenti su questi canali. E comincia il fischio inizio con l'Akagas che può impostare. Ancora il giro palla dell'Akagas. Cacciatore, la gira in basso per il capitano, respinta, rimpallo Norfo nelle mani sicure. Restivo può impostare. Di Grazia per Calò. Calò la gira di Grazia, ancora Restivo. E ci si muove intanto, molto dinamismo in questa manovra. Come sempre Zapparata vuole a grande velocità dei suoi, ma con la giusta pazienza. Restivo all'indietro, Di Grazia, Calvaruso, la giocata sulla linea. Va Di Grazia, pronta a puntare. Fermato ed è calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo dell'incontro. Il calcio d'angolo dell'incontro che era battuto da Calvaruso. Di Grazia, da ultimo uomo deve girarla. Calò prova la giocata, non riesce a passare. Ed è la rimessa laterale per l'Akagas con il numero 28 di Ganci. Ancora il giro palla dell'Akagas. Ed è rimessa laterale sempre per gli ospiti. 1, 2, palla in mezzo, il passaggio per il numero 10 Sirone. C'è stato l'ultimo tocco secondo l'arbitro da parte del giocatore dell'Akagas ed è rimessa tra le 3M con Calò che la gioca all'indietro. Di Grazia, Roberto Restivo, ancora Carmelo Di Grazia, la può girare, Calò sull'esterno a sinistra, ancora Di Grazia, finta, passaggio per Restivo, Calvaruso, Zapparata vuole l'imbucata, vuole la velocità dell'azione, Calvaruso aspetta, pressato da Cacciatore, cerca di proteggere il pallone, ancora Restivo, attenzione difficoltà qui pressato dall'Akagas, Restivo la porta fuori ed è calcio d'angolo anche per l'Akagas e siamo 1-1 nei calci d'angolo. Nel computo dei calci d'angolo siamo 1-1, la battuta dell'Akagas, Sirone si fa vedere il passaggio e l'anticipo di Calò. Ancora il tiro di faccia, Carmelo Di Grazia salva tutto. Calò, palla lunga per Calvaruso, protegge molto bene la difesa dell'Akagas e ricomincia con il suo portiere e poi sulla sinistra. Ancora Akagas che va in maglia a quadretti rosso e blu. Potete sentire sempre gli urlacci di Roberto Zapparata che sono ormai un marchio di fabbrica, abituatissimo a sentirli. Ancora il 3M, la squadra di casa prova a impostare con Calò, prova lo scambio veloce, Restivo non riesce nel secondo momento. Calò e Calvaruso, prova l'imbucata, mister Zapparata applaudi suoi. Partita che si sta cominciando ad alzare di ritmo di minuto in minuto con il 3M che ancora deve impostare. Calò, numero 29, 11 gol in campionato per lui. Forse anche di più, ovviamente nel conto dei gol segnati. Calò sicuramente uno dei giocatori più incisivi del 3M. Restivo, Di Grazia, Calò, ancora Di Grazia, manovra prolungata come giusto nel futsal. Zapparata chiede di provare, proviamo, lo sentite forte, l'imbucata. Zapparata li guida col telecomando questi ragazzi. Ancora palla lunga, Calò prova ad avanzare, pressato, riesce a proteggere molto bene la difesa dell'Akagas, il suo numero 28 di Ganci. Ancora la rimessa laterale, Restivo, Calò, suolata, controllo, fermato, rimessa laterale per la squadra di casa. facciamo giocare 28, grazie, sempre 5-1. Ancora Di Grazia, Calvaruso cerca l'intesa con Calò, perde il possesso
E va ancora Lakagas che deve battere questa rimessa. Ancora il giro palla dell'Lakagas all'indietro con il suo centrale Cillari. Adesso Sirone prova il colpo di tacco per la giocata del Cirone. Calvaruso prova ad andare sul pallone vacante. Lakagas che prova l'imbucata veloce. La palla va fuori ed è rimessa dal fondo. Anzi no, rimessa laterale, chiedo scusa, errore mio. Rimessa laterale per il Trem. E ancora Restivo. Restivo avanza dalla destra. Di Grazia. Calò. Restivo ancora. Di Grazia. Zappalata ha cambiato gli esterni per non dare punti di riferimento all'Lakagas. Calvaruso può avanzare e controllare con ritmi lenti, anche un po' compassati, che ci sta. La palla in mezzo, Calvaruso prova a strappare, ma la difesa Lakagas legge bene. Sirone controlla all'indietro, ancora Cacciatore, impressione Calvaruso, chiede pressione alta Zapparata. D'Arrigo, rinvio lungo e costringe appunto a rinvio. Questo è proprio quello che vuole Zapparata, la pressione. Ancora Trem che va con Restivo. Calò. Di Grazia. Restivo, ancora Di Grazia. La manovra prolungata del Trem che aspetta proprio lo spazio giusto per imbucare. Calò rincula verso la difesa. Ancora Calò, palla in mezzo per Calvaruso troppo lunga. D'Arrigo esce un po' dall'aria, controlla. Ancora palla per Di Ganci. Prova l'imbucata ma non va e c'è Norfo che legge benissimo. Ancora Trem che può ripartire. Restivo, cambio lato, Calò mette giù. Di Grazia, ancora Restivo. Restivo pressatissimo e triplicato ai ragazzi dell'Lakagas. Una grande pressione per il lavoro degli agrigentini. Ed è rimessa battuta. Sirone prova il tiro subito. Rimpallata dalla difesa del Trem. Ancora Restivo. Palla per Calvaruso, sembra scivolare, la controlla ancora Calvaruso, fermato dall'ottimo Cacciatore in questo caso. Sirone prova l'imbucata. Norfo, Calò, la giocata in velocità per strappare. Ancora Restivo, Di Grazia adesso. Restivo non sa chi darla, deve scaricare indietro. Di Grazia. Calvaruso, l'imbucata. D'Arrigo in difficoltà, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Trem, occasione importante. Ancora Trem che batte velocemente Di Grazia allo spazio per tirare. Restivo non tira. Calvaruso prova ad accentrarsi in aria, la gira all'indietro, ancora Restivo. Calvaruso prova. Viene disturbato dall'ottimo intervento difensivo ed è rimessa laterale in realtà dell'Lakagas. Calvaruso ha protestato un po' troppo con l'arbitro. L'arbitro sta controllando il polso della partita. Ok? No, perfetto, Rimessa che sta per essere battuta dall'Lakagas. Riferimento lo trova ancora il capitano, il numero 27, prova, non c'è nessuno, la palla è fuori. E c'è il cambio, entra Molinaro per il Trem. Così Di Grazia, forse probabilmente cerca di velocizzare un po' la manovra. Molinaro rischia qui e poi recupera. Ancora Molinaro, Calvaruso deve darla, ma è molto ben raddoppiato il giocatore dell'Lakagas che recupera il pallone con Di Ganci. Il tiro! Trova un gol bellissimo Lakagas con il suo numero 28. Alessandro Di Ganci, gran gol, grande staffilata, inaspettata. 0-1. Intanto Trem che si trova in svantaggio con un grandissimo tiro del numero 28 Alessandro Di Ganci. E Trem che deve velocizzare adesso la manovra. Qui un altro errore di Calò, ancora il tiro. Palla fuori stavolta. Ha rischiato molto il Trem qui, sta rischiando.
deve gestire bene la manovra. Molinaro, Calò, Molinaro. Adesso ci aspettiamo un po' di rapidità. Restivo la sta dando, palla per Calvaruso, respinta da Rico coi piedi. Ancora Calò, il tiro in diagonale. Ottima la copertura sul secondo palo. E il 3M si sta rialzando. Rimessa laterale in zona d'attacco per i ragazzi di Zapparata. Restivo la gira all'indietro Molinaro. Serve Calò. Calò si accentra, vuole muovere. Molinaro. Restivo. La Cagas fa un'ottima pressione di reparto, davvero. L'ha preparata benissimo l'allenatore dell'avversario. Intanto la palla lunga qui, Calò. Pensa a protestare e non a recuperare il pallone. Calvaruso, lo spazio per tirare, non tira. Protegge benissimo il numero 6, Cacciatore, però ancora l'azione non è finita. Molinaro prende il palo. Occasionissima del 3M, che vuole rialzarsi davvero. Rimessa tra la Cagas. Sirone. Ottima pressione di Molinaro che costringe al passaggio sbagliato ed è rimessa 3-3M. Messa 3-3M. Ancora Calvaruso aspetta. Calò sul secondo palo. Vediamo come si comporterà il 3M in questa azione pericolosa. All'indietro Molinaro. Deve rinculare verso Calò. Calò imbucata sull'altro lato interessante per Calvaruso. Finta. Tiro e la palla era pronta per Lilli, per Calò. Non è andata. Cagas qui rischia un po' e Calò recupera. Ed è rimessa 3-3M. Ancora Calò. Per Restivo di Suola per Calò ancora. Calò prova a metterla in mezzo. Sirone. Molinaro con calma. Restivo rischiano qui nell'impostazione il 3M. Palla lunga di Norfo, di testa di Ganci. E poi Agagas che ancora può gestire col suo capitano il numero 27 Cillari. Ancora Cillari, la gira di Ganci. Ancora Cillari. Palla in mezzo Sirone, recupero di Molinaro. Imperioso, importante l'ingresso di Molinaro. Restivo, passaggio sbagliato, esce Restivo, entra Di Grazia. Zapparata alterna i suoi uomini per non dare punti di riferimento e per dare maggiore dinamicità alla squadra e più freschezza. Passaggio sbagliato qui là, Cagas. Rimessa laterale. Di Grazia. Molinaro. Calò. Molinaro, ancora Calò. Molinaro. Di Grazia. Molinaro. Di Grazia, Runfolo intanto appena entrato. Sbaglia il controllo. Sirone. Cacciatore. Ancora il numero 6 della Cagas. La gira all'indietro. Lo scarico accanto per il capitano. Ancora Sirone. Di Ganci prova a puntare. Di Grazia con esperienza. Se la ritrova lì. Ancora Molinaro. E poi Di Grazia. Molinaro. Calò. Molinaro, manovra compassata ragazzi, Zapparata. Runfolo prova subito l'imbucata per Calò. Calò deve proteggere, cercare di servire a memoria Restivo. Ancora Calò può recuperare. Calò di punta, respinge bene Di Ganci. Ancora Cagas, Sirone, palla in mezzo, palla sanguinosa. Molinaro col corpo fa fallo ed è giallo per il giocatore del 3M. Ma mettendo un colpo sul modo! Ma dove sta andando? Ma pure che è Calcio di punizione per la Cagas. Molinaro protesta un po', ma comunque il fallo ci stava a mio parere. Calcio di punizione, barriera sfalsata, quella di Norfo. Di fatto 4 uomini tutti a comporre un quadrato un po' sfalsato, appunto. Sirone alla battuta. Benito Sirone, il numero 10 dell'Agagas.
potrebbe tirare in porta oppure darla sul secondo palo al capitano, vediamo. Norfo si sistema quasi a creare un rombo. Sirone, tiro alto. Norfo carica i suoi, intanto ancora 3M con Di Grazia. Molinaro, Di Grazia, Calò, Molinaro, Calò, Calò prova a puntare in velocità, Calò prova ad andare. Ricevo una manata, Calò. Chiede scusa ovviamente il numero 28 di Ganci. Chiede scusa di Ganci, si sincera delle condizioni dell'avversario. Ovviamente si spiegano i due, nulla di fatto. D'Arrigo pronto al rinvio con le mani. Lungo, intanto entra Spaziani. Oggi Calò tartassato dagli avversari. Ovviamente Calò è presente su ogni pallone, questa è l'altra faccia della medaglia. Intanto ancora 3M. Molinaro. Calò. Calò gira per Molinaro. Ancora la manovra dei verdi. Ancora brutto passaggio qui di Molinaro. Spaziani, lo spazio per il tiro, lo prova Norfo coi piedi. Salva tutto Norfo. E carica. Si carica e carica i compagni. Alessandro Norfo. Rimessa tra Lagagas, ancora il numero 28, ricordiamo che è in vantaggio 1-0 come potete vedere in grafica. Lagagas, palla in mezzo, cacciatore. Spaziani, il Runfolo, intanto è entrato anche la Spisa, giovane di grandissima qualità e grandissima velocità. Viene fermato ancora Spaziani, protegge Lagagas. Bene Lagagas, con grande esperienza qui. Ancora Di Ganci. La tiene lì. Palla in mezzo, Di Grazia riesce a recuperare il pallone. Molinaro, Runfolo, Di Grazia, Molinaro, Di Grazia. Adesso la manovra si fa più veloce e più rapida di passaggi. La palla si muove. La Spisa prova la giocata, il ponte di La Spisa, il The Bridge possiamo dirlo all'inglese. La finta di farsi passare la palla oltre l'avversario e passare dietro. Ancora Di Grazia. Palla in mezzo, Runfolo può provare la botta, è fuori di spalla dalla porta. Ancora però 3M che va con la Spisa all'indietro. Molinaro, ancora Di Grazia. Molinaro, la Spisa prova la velocità come nelle sue leve. Palla lunga, qui troppo rischio. Un'azione sicuramente irruenta del giovane. Ancora Lagagas che adesso gestisce i ritmi. Palla per Ganci. Ancora Lagagas, grande recupero di Runfolo al centro, prova Runfolo coi piedi D'Arrigo. E il 3M comunque c'è. Ancora Runfolo, si scontra. Si è fatto male il mister nello scontro. Ovviamente il mister si sincera prima delle condizioni del ragazzo e poi si tocca il braccio. Ovviamente nulla di grave. Il 27 era in corsa, Cillari. Ancora Lagagas che va con cacciatore. Spaziani di prima. E c'è time out chiamato dal 3M, almeno secondo il gesto dell'arbitro, indicato verso la panchina del 3M, quindi è il time out che appunto diventa un'occasione, come sempre dico, di riposo, di riflessione e di ordine. Intanto ricordiamo, per chi si fosse collegato soltanto adesso sul nostro canale YouTube di Sporticili, che la partita è in diretta ed è 3M Lagagas, 3M la squadra di Roberto Zapparata, prima in classifica, almeno in questo momento pari merito a 17 punti, concluse Sporting Alcamo, che sta perdendo però contro un buonissimo Lagagas che ha dimostrato di saper giocare come una vera squadra fuori casa, aspettare e pressare, e alla prima occasione ha saputo colpire. Grande gol del numero 28 Alessandro Di Ganci. È un Lagagas che veramente ha tutte le qualità, almeno su questa prima partita che sto vedendo, ha tutte le qualità per poter stare lontane dalla zona retrocessione. In questo momento è veramente appena sopra la zona play-out, quindi rischia un po'. E si ricomincia con il proseguo dell'incontro. Ovviamente guardate il gesto di sportività tra Zapparata e il
numero 27 Cillari. E ricomincia il tram. La rimessa a 3 è battuta. Gioca Restivo. Molinaro. Restivo. La Spisa. Molinaro. Runfolo. Palla in mezzo. Restivo lotta come un leone sul pallone. Recupera la Cagas però Cillari. Lo scambio con il numero 17 che prova il tiro. Il numero 17 Zambuto. Ancora Spaziani. Zambuto sovrappone. Palla in mezzo, recuperata da Runfolo. Ancora Runfolo. Può andare per il tram. Runfolo prova il tiro. Respinge il numero 9 Agrigentino. Risultato che non cambia. Fermo solo 0-1. Restivo prova a lottare. Rimessa laterale. Rimessa laterale Cagas. Cacciatore. Zambuto, Cillari, Zambuto, grande scambio tra i due. Giustamente la squadra, il tram si rialza, va alta. Può succedere questo buco. La Spisa vuole puntare, la Spisa, grande velocità. La ragazza 2003, la Spisa, il tiro! La Spisa, Antonio La Spisa, questa ha grandi qualità. Evidenti anche. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo 3M. La Spisa batte corto per Molinaro. Runfolo. Molinaro. La Spisa vuole puntare. Antonio La Spisa. La gira all'indietro. Molinaro. Restivo. Molinaro. La Spisa riceve sull'alto versante. La Spisa può puntare in velocità. I due dell'Acagas, guardate come tengono benissimo in difesa i ragazzi agrigentini. Restivo. Zappalata deve senz'altro inventarsi qualcosa per poter sbloccare la situazione del tram. Intanto Restivo, grande velocità qui la Spisa. Può andare il tiro! Ci prova, sta prendendo le misure. Sta prendendo le misure Antonio La Spisa. Ottima Nico. Protestano i ragazzi della panchina del tram per un calcio d'angolo che comunque l'altro arbitro non vede, quindi comunque io lo dico sempre in telecronaca in tutte le occasioni, quello che dice l'arbitro per me è legge e vale anche in questo caso. Rimessa laterale, battuta, Restivo. Ancora Restivo. All'indietro Molinaro. Restivo scivola sul pallone, va avanti la Cagas con Zambuto. Il tiro, Restivo poi recupera la Spisa, qui palleggio rischioso in aria non si fa. Ancora Cagas, Cillari, tiro fuori. Norfo. Restivo. E del cambio entra Calò. Molinaro. La Spisa. Adesso sì che l'attacco si fa molto dinamico con Calvaruso anche. Molto offensivo il tram adesso, Zaffrata vuole recuperare. Calò. Sbaglia qui il controllo Calò. Antonio Calò, raramente sbaglia questi stop. In questo caso forse un po' appannato Calvaruso. Prova ad approfittare, ma D'Arrigo c'è. Arrigo, chiedo scusa, no D'Arrigo. Intanto Calò ed è angolo. Anzi no, laterale 3M. Laterale che batte veloce Molinaro. Arrigo ancora. Impegnatissimo oggi Arrigo. Ancora la Spisa. Arrigo in due tempi. Addirittura imperioso su Calò. Si innervosisce la partita qui Calvaruso. Ancora Calvaruso prova a puntare e tirare. Zambuto, Molinaro d'esperienza, protegge. La partita si sta innervosendo. Tremme che vuole recuperare. Molinaro, Calò. Arrigo sta prendendo una partita stupenda il portiere agrigentino. La Spisa. Calvaruso. Calvaruso. Molinaro. Calò. Calvaruso. Calvaruso in mezzo! Ed è il gol del tram! Cristian Calvaruso, era un passaggio, è diventato un tiro, ha disorientato la difesa dell'Acagas e adesso è 1-1. Lascialo stare,
Scusami. Indica time out gentilmente. Time out dato dal Acagas Futs, dato dall'arbitro, chiamato dai ragazzi dell'Acagas. 1-1 e la partita si rimette in parità. È bastata una giocata veloce, rapida di Calvaruso, un passaggio in mezzo per Calò che poi è diventato un velo ed è di fatto il gol che ha stabilito la parità e Zapparata adesso farà riordinare le idee. Comunque davvero complimenti agli avversari dell'Acagas, un'ottima realtà, hanno preparato benissimo questa partita almeno a mio parere. Vediamo un po' come si comporteranno in questo proseguo di primo tempo. Zapparata li carica, intanto i ragazzi del 3M. Quintetto confermato, dinamico, quello di... Vi lascio sentire il tifo. Per un attimo si è sentito. Intanto Acagas che deve ricominciare sul risultato di 1-1 e riparte l'Acagas, Zambuto. È entrato il numero 21. Anzi no, Cacciatore è entrato, scusate, Zambuto, palla in mezzo, Molinaro recupera ed è rimessa laterale. Rimessa laterale dell'Acagas. Cacciatore, impressione Calvaruso, rimessa laterale 3M. Si è rinvigorita dal gol segnato la squadra di Roberto Zapparata. I ragazzi in verde vogliono dimostrare di meritare quella testa della classifica. Calò il tiro, respinge l'Acagas ed è laterale. Calò per Molinaro, la spisa a gioca a memoria per Calvaruso, lo pensavi in una posizione diversa, rimessa laterale. Di Ganci, la gioca per Zambuto, Di Ganci, palla lunga per Spaziani, stoppa ripetto, sospetta colpo di mano, infatti sanzionato dall'arbitro. Calcio punizione, battuto velocemente Molinaro, la spisa adesso, la spisa può alzare il ritmo, tacco per Calvaruso, l'autore del gol, Calvaruso si ferma, rallenta un po' la manovra, Calò, Arrigo, respinge, ancora Cacciatore, grande giocata difensiva qui dell'Acagas, Zambuto, la spisa resiste il tiro, la doveva passare qui, Calò infatti si arrabbia moltissimo con la spisa. Molinaro, avete visto questa scena importante di come i ragazzi sono stati stimolati. Arrigo, è fuori l'aria, rischia qui l'Acagas, Calò, traversa! Calò, occasionissima ancora il 3M. E qui rischia un po' nel possesso palla l'Acagas. Arrigo, lunga con le mani, Spaziani può girarsi, Spaziani spara alla porta, gestisce bene il pivot. La spisa resiste e poi Calvaruso, ancora 3M. Fallo cercato e trovato da parte dei ragazzi del 3M. Calcio punizione, la spisa. Sinora un'ottima partita del giovane 2003. Calò, Molinaro, la spisa, Calò, scambia con Molinaro, Calvaruso, protegge bene col corpo, Calvaruso cerca i compagni, Molinaro, grande palla per Calvaruso, la tiene lì, riesce, ancora Calvaruso, cerca di chiudere il passaggio, ha sbagliato, si scusa, rimessa laterale, 3M. Va bene, Calò, va bene. Calò, alla battuta, Molinaro, la spisa, Molinaro, Calò, dai e vai, ancora Molinaro, palla in mezzo, Calvaruso sbaglia il controllo, Sinone protegge bene, rimessa laterale Acagas. Conto dei falli intanto è 1-1 per quanto riguarda il... No, chiedo scusa, il conto dei falli è 1-2, quindi 2 falli fatti dal 3M, 2 falli subiti. Lo sapete che nelle regole del futsal, dopo il quinto fallo fatto, in questo caso anzi scusate, devo
riverificare meglio. Di fatto 2 falli fatti dall'Acagas. Dopo il quinto fallo c'è il tiro libero per la squadra avversaria che lo subisce e viceversa ovviamente. Quindi ancora Trem che va con Calo, cerca Restivo, non si capiscono i due, c'è il cambio, esce Calvaruso, entra Girgenti, il numero 11 del Trem. Intanto Acagas, Calo trova la pressione, Acagas gestisce bene Cillari, Sirone prova a girarsi bene, palla per il numero 22 Consentino, rimessa tra l'Acagas. Ancora Acagas che deve battere questa rimessa, può essere insidiosa se non gestita bene la difesa. Sirone, Cillari, Zappata chiede in continuo di accorciare proprio per questo, per recuperare il pallone. Restivo all'indietro, non trova nessuno, deve gestirla lui. Restivo, Norfolk solo una volta la può toccare, tenta il rinvio. Ricordiamo anche altra perla del regolamento, altro pezzo del regolamento, che il portiere in un'unica azione può toccarla soltanto una volta e poi non più, che se no è la punizione dentro l'area. In 2. Palla ottima qui dell'Acagas, ancora si ne prova ad andare, Calo deciso, recupera un grande pallone, ha indietro Norfo, ancora non può giocarla più Norfo, gioca Girgenti, grande manovra del Trem che esce benissimo, ancora Restivo. Ottimo il recupero del numero 22 Consentino ed è rimessa laterale per il Trem. Molinaro, Calo, Molinaro, Restivo, Molinaro, largo per Girgenti, Girgenti scarica Molinaro di prima per Restivo. Girgenti non si trova nella posizione giusta. Arrigo deve battere lungo con le mani. Molinaro stoppa e recupera il pallone. Girgenti controlla bene. Girgenti cerca di dare superiorità numerica a Calò, anticipa Sirone. Molinaro ancora Girgenti. Girgenti può avanzare, si accentra, la gira. Restivo, Molinaro, Restivo, Girgenti in ruleta. Girgenti il dribbling sul portiere. Palla in mezzo, copre benissimo l'Acagas, grande giocata qui di Girgenti, ancora però l'Acagas per velocità e Calò recupera, ritmi altissimi in questo fine primo tempo, ci siamo quasi. Restivo gioca per Calò, Calò si accentra, vuole provare all'indietro, Molinaro invece, Molinaro, Restivo, Calò, Calò, Calò avanza, si crea lo spazio, Cillari ed è laterale, quasi sul calcio d'angolo. Calò, palla sul secondo palo, Girgenti non ci arriva, recupera l'Acagas, Restivo, ancora Trem, Restivo, palla in mezzo rischiosa, all'interno Molinaro, Molinaro giocata, se ne va Molinaro, ancora il dribbling, Molinaro col sinistro. Grande recupero di difensione dell'Acagas, prova ad avanzare Molinaro altrettanto, ancora Calò, palla in mezzo Molinaro! Tutto perfetto tranne la conclusione, Mario Molinaro. Tutto perfetto tranne la conclusione davvero, è Trem che poteva passare in vantaggio. Arrigo al rinvio con le mani, vediamo a chi serve corta per Gangi, di Gangi. Cillari, Sirone, Girgenti fa fallo. Ed è calcio di punizione Acagas che viene battuto velocemente. Ancora di Gangi. Consentino cerca di ricevere il pallone, è troppo lunga, Norfo la lascia fuori. Norfo già corta Molinaro. Molinaro palla in mezzo per Girgenti. Da pivot, ottimo il lavoro di Girgenti, qui perde il possesso, ottiene il fallo. La parata si lamenta con Girgenti, in realtà ha fatto secondo me un buon lavoro qui di gestione, calcio di punizione, alla battuta va Restivo, il conto dei falli segna 3M2, Acagas dovrebbe essere 3,
Matti, levati io. Io. Intanto c'è una protesta con Zapparata sulla richiesta del numero dei falli. Zapparata chiede non il numero dei falli ma il tempo. Giustamente Zapparata chiede il tempo perché vuole gestire meglio tatticamente anche la partita. Calcio di punizione Restivo e Molinaro sul punto di battuta. Andrà Molinaro comunque. Molinaro il tiro! Respinge Enrico con la croce. Palla fuori. Restivo. Una delle ultime azioni del primo tempo. Qui sbaglia Restivo. Rimessa tra Lagagas che deve battere adesso Di Gangi. Palla in mezzo. Protegge Calò. Sul numero 22 Consentino. Molinaro. Ed è fine primo tempo con 3M 1, Agagas 1. Il gol segnati dal numero 28 Di Gangi, mentre per il 3M ha segnato il numero 27 Calvaruso. Andiamo un attimo in pausa, a tra poco per il secondo tempo dell'incontro. Le due formazioni si dispongono a centrocampo. Siamo pronti per partire. Bagheria in maglia gialla, completamente giallo. Marsala in maglia blu con bande bianche. Il Rocchi al Marsala che prova a distendersi col pallone in verticale. Virotto che sguscia via, mette il pallone in mezzo. È arrivato il salvataggio da parte di Gastone. Poi la conclusione da parte di Iannotti. Curato, parte forte il Marsala che vuole vuole subito far capire le intenzioni di questo pomeriggio. Molto vicino a Rustico. Qui bello spunto di Matteo Mamona a destra, va al cross in mezzo, deviazione, poi la conclusione di 6 al suo campo, altissima, si era coordinato bene, Gastone con le mani, a cercare Stassi che prova a prolungare di spalletta, Minnone col mancino, Barbera, primo tiro in porta e questo qui, i due centrali del Bagheria, Flamia rimane, e poi Stassi e Minnone, pallone basso in mezzo, Procida la gira col mancino. Ancora corner per il Bagheria. Caracappa stolta sul secondo palo. Costa scavalcato, Gastone va di testa. Pallone sul fondo. Pallone in mezzo. Ferrara non esce. Stassi mette fuori. Poi la conclusione deviata. La pari Meli Ferrara. Con personalità anticipa Rallo. La Bagheria sembra molto vicina. Da Monte tocca per Iannotti. Deviazione. C'è corner. Credo sia il termine adatto per definire la prestazione di Marsala nel primo tempo. Qui a voto Flamia che ha sbagliato l'intervento, calcia Vetrano sul primo palo, pallone sul fondo, c'è calcio d'angolo. Vetrano arriva a sostegno, Mamone che fa tunnel a Fiorentino e se ne va. Sgasa a destra Mamone, pallone a rimorchio, sta arrivando Rustico che conclude col sinistro, pallone alto, bella azione del Marsala questa qui. Arriva Virzì che si impegna per tenere il pallone in campo, ci esce, va il cross, teso in mezzo, rimpallo, Stassi, la gira Stassi, facile per Barbera. Apre bene su Fiorentino che fa il sombrero, Mamone che di Fiorentino che è passato, destra di Fiorentino diventa un cross, arriva Gastone, Ferrara, anzi Barbera, che parata ha fatto Barbera, super, 4 uomini in barriera. Parte Stassi, potente, Barbera sul suo palo, ha calciato molto bene Stassi, è riuscita
a tenerla bassa. Procida lungo verso Stassi di testa, vola Stassi, Barbera. Vuole averci il Bagheria, Morana per controllo. Lungo per Fiorentino, di testa. Aneli, arriva il fischio all'arbitro. Appena scuoti 4 finisce 0-0, non una bellissima partita. Cammino del San Giorgio Piano in Coppa. Mister, considerazioni sulla partita? Ma oggi è stata un'altra bella prova da parte del gruppo, siamo partiti veramente bene, col piglio giusto, anche il Casteltermine ha fatto una bella partita, poi abbiamo aspettato, come hai detto bene tu, la ripresa per fare gol alla prima occasione. Abbiamo concesso qualcosina, quindi lì andremo a lavorare, però siamo soddisfatti perché era un obiettivo passare il turno e quindi ci siamo andati con pieno merito. C'è stato una prestazione, un aspetto particolare della prestazione che l'ha soddisfatta? Ma in alcuni frangenti della partita dove abbiamo sofferto siamo stati belli corti, compatti, poi anche il nostro portiere ha fatto 2 interventi importanti, quindi sono soddisfatto di tutti i ragazzi, soddisfatto della prova del gruppo che ha messo veramente in campo quella voglia e quella determinazione che serve in queste partite, perché giocare con un vantaggio di 2-0 in trasferta, poi in casa magari sai, certe volte ti puoi lasciare andare perché pensi che il turno sia un po' a favore, e quello è un errore che non si può commettere. I ragazzi non l'hanno commesso, sono stati sempre sul pezzo e quindi la concentrazione che hanno avuto nella sofferenza mi è piaciuta tantissimo, perché è una grande qualità quella di saper soffrire. Mister ha parlato dell'ottima prestazione di Belmonte che non abbiamo visto nel match di andata, giocato invece da Polizzi, il nuovo portiere che ha disputato la prima partita, però purtroppo nel finale del match ha avuto un brutto scontro. Può parlarci un po' delle sue condizioni? Guarda, abbiamo fatto la risonanza, quindi ancora non sappiamo di cosa si tratta, quindi aspettiamo l'esito appunto della risonanza fatto ieri e lo aspettiamo a braccia aperte. Però Christian oggi ha risposto presente come nelle altre partite. Sappiamo di avere 2 grandi portieri e quindi una grande squadra deve avere anche 2 grandi portieri. Anche oggi ha dimostrato di aver messo in campo una squadra quadrata. Prestazione da segnalare è quella di Jack Serio, che è tornato al gol, un po' la prestazione della sua squadra, in particolare appunto del gol di oggi. Assolutamente sì, Jack lo sappiamo, è un giocatore che a noi ci fa sempre la differenza, ma non solo lui, anche Davide si è sacrificato, a centrocampo abbiamo avuto il piglio del gioco in alcuni frangenti, specialmente all'inizio, e anche in difesa i giocatori della difesa hanno giocato benissimo, veterano Ivan, anche Gabriele Rubino, e chi è entrato oggi mi è piaciuto tantissimo, e quello è quello che chiedo ai ragazzi, una mano quando si entra in campo, devono dare tutto e l'hanno data, e quindi sappiamo che possiamo contare su un gruppo di 24 ragazzi e si devono fare trovare sempre pronti. Prossimo appuntamento, si tratta del campionato, appunto si torna in campo domenica 12 novembre contro l'Alba Alcamo che ha pareggiato l'ultimo incontro contro il Bagheria. In che modo vi preparerete? Sappiamo che affrontiamo un avversario che ha subito soltanto 3 gol, quindi è una squadra molto quadrata, allenata bene da Virga, grande allenatore, quindi in settimana andremo a lavorare appunto in prospettiva di questo avversario che dovrà essere nostro. Il ritorno degli ottavi di Coppa Italia porta la firma di Jack Serio. Come valuti la prestazione di oggi della squadra e in particolar modo la tua? Ma innanzitutto è stato importante portare dalla nostra qualificazione, cosa non abbastanza semplice, perché comunque nonostante la partita dell'andata su comunque un vantaggio importante c'era sempre una gara di ritorno da giocare con un avversario abbastanza ostico. Siamo stati bravi a sbloccarla e bravi comunque a contenere le imbarcate, i contropiedi, tutto quello che era il gioco della squadra avversaria. Oggi ti sei fatto trovare sempre pronto, sei tornato al gol, le emozioni che hai provato? Io non vivo tantissimo per il gol, io preferisco magari fare segnare il bomber che è un 9 e ne ha bisogno. Per me la cosa più importante è che la squadra mi faccia divertire, io ho bisogno di una squadra che mi faccia divertire, qua a Piano ci sono tutti i presupposti, poi alla fine che Serio segni o no poco importa. A proposito di bomber, hai parlato di Davide Carioto, quando entrambi siete in campo riuscite davvero a dar spettacolo? Sì, già sono tanti anni che comunque volenti o nolenti ci ritroviamo nella stessa squadra, è normale che poi col tempo l'intesa si affina e diventa tutto più semplice per noi.
Prossimo appuntamento, si torna in campionato, regolare stagione appunto, domenica 12 novembre contro l'Alba Alcamo. In che modo preparerete il match? Ma sicuramente è quella di una squadra che ha bisogno sempre di portare avanti quello che è il fiore in cascina. È normale che tutte le squadre ci incontreranno come la capolista e quindi è giusto che ci sia l'atteggiamento giusto per portare i 3 punti a casa. A proposito di capoliste, in questo momento siete voi al vertice di questo campionato di promozione. In che modo riuscirete, appunto, volete tenervi stretto questo posto? Ma io credo che di partita in partita poi si debba dare battaglia su tutti i fronti e su tutti i campi, perché ci saranno appunto squadre attrezzate, squadre come San Vito, come Parmum, che daranno filo alla torcere fino alla fine. Amici di Sporticili, rieccoci tornati per la diretta del secondo tempo con il 3M che è già rientrato in campo, si sta riscaldando. Adesso vediamo anche i giocatori dell'Acagas che stanno rientrando, almeno i membri della panchina. Risultato sul 1-1, tra poco li vedrete la grafica. Appunto 3M che ha ottenuto il pareggio in una partita sicuramente difficile, in un clima freddo. Qui il campo è un po' sulle montagne di Palermo, nella zona un po' più montuosa, un po' più alta, quindi il clima è davvero complicato, ma le squadre stanno rientrando in campo. L'Acagas è già rientrato, tra poco si fischierà il calcio inizio del secondo tempo, con l'Acagas che sta tenendo i risultati in una maniera davvero interessante. Classifica sicuramente bugiarda. Mi sono intrattenuto nell'intervallo con i dirigenti dell'Acagas, mi hanno raccontato un episodio abbastanza particolare, quello delle diverse squalifiche maturate per una questione burocratica sul tempo tecnico delle visite mediche. Per i ragazzi dell'Acagas hanno avuto 6 giocatori squalificati, una multa che rischiava di essere molto più grossa e più ingente, giornata di squalifica per il dirigente. Siamo praticamente pronti per il fischio d'inizio del secondo tempo. Intanto si aspetta l'inizio, si sincronizzano gli orologi due arbitri ed è pronto per ricominciare il 3M, che conferma che ha un altro quintetto: Molinaro, La Spisa, Di Grazia e Calvaruso. Ancora Calò, la gira per Molinaro, ancora Molinaro per La Spisa, Molinaro, manovra prolungata del 3M, Di Grazia, si muovono i ragazzi del 3M, l'Acagas insegue una pressione parziale sulla metà campo. Molinaro viene servito Di Grazia adesso, ancora La Spisa, Di Grazia, Calvaruso deve accelerare, La Spisa scatta, La Spisa, palla lunga da Arrigo, respinge, ancora l'Acagas prova ad allungare la manovra Cillari, Di Grazia respinge ed è rimessa laterale Acagas. Adesso c'è molto freddo in campo. Sirone, Norfo con le mani per Calvaruso, passa in mezzo a due, riesce a passare con un po' di fortuna. Calvaruso, scatto, il palla in mezzo ai gol di Molinaro e 3M parte in vantaggio. Scusate, non è Molinaro ma è Di Grazia ed è 3M 2 Acagas 1.
3M 2, Akagas 1. Ed è il vantaggio del 3M. Subito, fulmineo in questo inizio di secondo tempo. Il gol di Grazia e Akagas un po' disorientato in questo momento. 3M che partito con un'altra impronta. Sempre la carica di Zapparata ha contraddistinto questo cammino stagionale. Intanto la Spisa, palla in mezzo, Calvaruso, il tiro! Ed è gol di Calvaruso, un'altra doppietta per lui. 3M 3, Akagas 1, Calvaruso. È grande giocata di La Spisa. Una palla in diagonale sul secondo palo da parte del giovane La Spisa, che ha permesso a Calvaruso di segnare il gol del 3-1. (3M3) Akagas 1, ancora Akagas deve ripartire adesso. 3M che è decisamente galvanizzato. Calvaruso, grande giocata qui. Calvaruso ancora in mezzo a due, riesce a passare. Calvaruso è un vulcano. Calvaruso, il tiro! Arrigo, stavolta respinge. Palla lunga, Norfo. 3M è partito con un'altra verve completamente differente rispetto al primo tempo. 3M molto più dinamico, molto più incisivo. Molinaro, Calvaruso stavolta sbaglia il controllo, rimessa laterale Akagas. Ancora il giro palla dell'Akagas, Consentino, Cillari, Sirone, lo scambio veloce dell'Akagas, Consentino, Sirone, Norfo coi piedi e poi Di Grazia, ed è laterale Akagas. Cillari alla battuta della rimessa laterale. Fa rispettare la distanza all'arbitro ed è la rimessa laterale battuta. Sirone in mezzo, Di Ganci prova a girarsi. Molinaro carica. La carica di Mario Molinaro si vede tutta in questo frangente. Ancora Akagas, Sirone velocizza la manovra, Sirone rimpallo fortunato, Sirone ancora dentro, Norfo. E adesso c'è un'altra verve, un'altra carica. Calcio d'angolo. Akagas Futsal che vuole reagire per le due azioni subite. Ancora 3M, Calvaruso da fuori, prova il tiro, vede Arrigo fuori. Tentativo un po' precario, tentativo un po' velleitario qui di Calvaruso. Ancora Akagas, Di Ganci, Sirone, vantaggio dell'arbitro, ancora Sirone, butta fuori e sportivamente il 3M restituirà il pallone. Ragazzi dell'Akagas. Intanto sentite i cori dalla tribuna, restituisce sportivamente il 3M, rimessa al fondo per l'Akagas. Arrigo, gioca Consentino, il numero 22, ancora l'Akagas che vuole girare, palla lunga, Norfo la lascia sul fondo. Norfo corta con le mani, cerca riferimenti. Di Grazia, Molinaro, Di Grazia, palla imbucata, Di Grazia prova ad avanzare, Di Grazia, tiro fuori. Rimessa al fondo Akagas. Arrigo, sentite gli urlacci di Zapparata, sempre a controllare i suoi, che seguono tutti i suoi comandi, tutti al comando del generale Roberto Zapparata. Ancora Molinaro, Di Grazia, Calvaruso, adesso riceve il pallone, Calvaruso rincula dietro per scaricare verso Di Grazia, tutto regolare, lascia giocare l'arbitro. Ancora Cillari, lei la gioca per Consentino, Consentino suola, avanza, palla fuori, rimessa al fondo. Norfo, palla lunga con le mani, Calvaruso è da solo, stop bellissimo, Calvaruso con la punta, non riesce stavolta. Grande senso del gol di Calvaruso, stavolta non in questa occasione, ed è Akagas che va ancora. Nuovo entrato il numero 5 dell'Akagas, Angelo Sacco. Ancora Di Ganci, Sacco all'indietro, errore qui, Calvaruso, grande velo, Calvaruso all'indietro, Di Grazia col tacco, Di Grazia esterno della rete.
Questa non è la rete, occasionista del Trem, non è gol. Ancora Akagas che gioca con Sirone, molto bene a proteggere qui Sirone. Palla a tagliare, palla fuori però. Il Trem è carichissimo in questo secondo tempo, sta dimostrando veramente, lo ripeto ancora, tutta un'altra verve. E Zappato sarà senz'altro contento. Ancora Di Grazia, rischia un po' dietro, Norfo coi piedi, palla lunga. Enrico la lascia passare sul fondo. Rimessa Akagas, gioca corto, Sacco. Sacco che imposta. Palla per Di Gangi, la spisa pressa. Di Gangi protegge bene, rimessa laterale. Akagas. Sacco cerca di dettare i tempi. Gira palla per Cillari. Sirone, lo scambio, la spisa anticipa, ancora però Akagas, va con Cillari, respinge Calò ed è rimessa laterale Akagas. Ed è rimessa laterale Akagas. Sirone, passaggio all'indietro, Cillari! Trova il gol, Norfo impreparato qui. Grande gol del capitano dell'Akagas, il numero 27 Cillari, su uno scarico all'indietro. Ha messo la palla in rete sul palo più lontano ed è 3-2. E ricomincia il Trem, ancora con l'impostazione Molinaro. Calò. 3-2, risultato davvero in bilico, una partita bellissima questa qui al Centro Sportivo Trem in questa giornata di Serie C1 di futsal girone A, con la capolista Trem che sta affrontando un grande incontro contro un ottimo avversario che non merita sicuramente la classifica che ha. Questo, mi permetto questo commento. Assolutamente veritiero. Runfolo intanto appena entrato recupera il pallone. Runfolo deve giocarla, cerca i compagni, alla fine rincula dietro. Passaggio per Calò, Calò può velocizzare la manovra, gira Di Grazia di prima per Runfolo, in uscita Arrigo, Runfolo si ferma, la vuole sul destro Runfolo, Arrigo respinge. Applausi da parte del pubblico per Runfolo. Calò forse poteva battere un po' più velocemente Molinaro. Runfolo, lo spazio alla sua lata, spalla alla porta, la gira, Molinaro può provare, palla fuori. Rimessa al fondo Akagas. Ancora Akagas prova a velocizzare la manovra con Sirone in mezzo, prova a passare, il difesa del Trem è molto compatta. Ancora Sacco. Cillari. Passaggio deviato, rimessa tra Akagas. Sirone. L'arbitro gli dice che è più indietro e batte lì. Cillari. Sirone, dribbling! Gli viene tolta la scarpa. No, viene tolta la scarpa a Calò in realtà. È fallo per l'Akagas. Calcio di punizione. Calcio di punizione. Calcio di punizione Akagas. Cillari alla battuta, l'uomo sicuramente pericoloso dell'Akagas e barriera sempre sfalsata per Norfo. 2 uomini sul palo, 2 uomini appena al limite dell'area e Norfo in mezzo. Calcio di punizione, Cillari sul palo, Molinaro. Ed è rimessa tra e battuta. Adesso, no. È fuori la linea, l'arbitro cerca di far rispettare bene la battuta delle rimesse, deve essere molto precisa, la palla deve essere ferma, i giocatori devono avere i piedi fuori la linea. Ancora Molinaro, Di Grazia. Molinaro in difesa, rischia un po'. Calò, lo scambio veloce, non riesce. Rimessa tra l'Akagas. Cillari. La gira per Sacco. Dai e vai. Sacco fa il blocco. Non riceve il numero 26. Alfano. Intanto Trem con Runfolo che protegge bene il pallone. La gira Molinaro. Molinaro per Runfolo. Runfolo lotta ed è rimessa tra l'Akagas. Ancora Sacco.
Sacco aspetta l'inserimento di Cillari e lì Molinaro all'indietro, non la tocca Molinaro, la tocca il giocatore dell'Aca che si è rimessa dal fondo. Calò, Runfolo, stop e protegge, ancora Molinaro. Zapprata chiede di uscire per la manovra, spinta, blocco illegale secondo l'arbitro, anche secondo noi. Calcio di punizione 3M. Conto dei falli 1-1. Molinaro, Runfolo stoppa bene il pallone, spalla alla porta, lavoro da pivot vero per Runfolo, ancora riceve Molinaro. Di Grazia, anzi no, è restivo. Fallo di Molinaro, calcio di punizione. Calcio di punizione alla Cagassa in una zona pericolosa del campo. Stavolta alla battuta ci va il numero 28 Di Ganci, l'autore del primo gol per l'Acagas. Sul punto di battuta c'è anche il numero 26 Alfano, vediamo cosa faranno. La barriera intanto sistema Noffo con grande strategia. Norfo si arrabbia con il suo giocatore e lo sistema di peso. Alessandro Norfo sistema Runfolo. Ancora calcio di punizione, il tocco, il tiro, Norfo para e poi va in contropiede Calò, ancora Calò, lo spazio per il tiro si allarga, giocata protettiva del difensore dell'Acagas, ancora 3M con Calò. Acagas va in avanti con Di Ganci sulla linea, non secondo l'arbitro. E la panchina si innervosisce, ammonito addirittura un componente della panchina. Intanto ci sono delle proteste, si spiegano la panchina. Questi momenti sono pericolosi per il ritmo, perché specialmente a livello muscolare. Intanto ammonito il numero 6 come indicato dall'arbitro, ammonito Cacciatore. Si ristabilisce il conto dei falli. Zapparata della panchina del Trem vuole verificare la regolarità di tutto. Intanto aspettiamo la ripresa del gioco. (12:47) minuti passati di questo secondo tempo. Intanto si riprende il gioco, più indietro la rimessa, Restivo pronto alla battuta. Restivo la gioca Molinaro in mezzo, Runfolo è da solo, Runfolo spalla alla porta, cerca i compagni, Runfolo alla fine tenta il tiro, deviazione da parte di Runfolo, rimessa tra Acagas. Sacco, Angelo Sacco prova ad avanzare per l'Acagas, ancora all'indietro per Cillari, Cillari si accenta, scarica Di Ganci. Anzi, Di Ganci con la C, ancora Alfano, Di Ganci resiste alla carica, Alfano all'indietro, Cillari, Sacco, deviazione di Calò e poi ancora Acagas in possesso palla, Cillari, lo scambio veloce dell'Acagas all'indietro, molto bene qui Acagas, Sacco prova il tiro, Norfo la para sicuro, Alessandro Norfo un po' sottotono oggi, poco impegnato da parte dell'Acagas in questo secondo tempo. Ancora Calò può puntare, Calò prova a passare in uscita a Rigo che spazza via. Ancora lo scambio per il 3M, Calò si allarga, Molinaro, viene servito Calvaruso in basso, ancora Calvaruso con i passetti prova a puntare, gira all'indietro, Restivo, Molinaro, Restivo,
palla in mezzo, Calò. Tenta la giocata Calvaruso, troppo lunga per lui. Arrigo c'è, respinge. Rimessa laterale Lagagas, vuole battere veloce. Lo scambio con Calò, palla in mezzo. Sacco, respinge. Ancora Calò. Calò deciso. Anzi, Sacco deciso e Calò fa fallo. Calò fa fallo, giusto così. Assolutamente giusto così, calcio di punizione. Sacco. Cillari la tiene sulla linea. Ancora Lagagas che prova ad avanzare. Cillari, imbucata lunga. Alfano, deciso contro Molinaro. Alfano il tiro. Norfo sul palo, più sicuro. Ancora Calvaruso. Protegge. Restivo. Molinaro. Mario Molinaro. Alza la testa, cerca Calvaruso. Lo trova sul lungolinea. Calvaruso si ferma. E poi passa. Calvaruso. Dribbling bloccato. Gira all'indietro. Restivo. Allarga su Molinaro. Molinaro il tiro. Era una palla in mezzo a un secondo palo. Rimessa laterale 3M. Restivo alla battuta. Molinaro. Restivo. Vuole ampiezza e Zapparata. L'avete sentito? Si sente sempre quando fa la Zapparata. Ancora Calvaruso. Calvaruso. Non trova Calò, serve Molinaro all'indietro. Scarico per Restivo. Restivo di prima, fermato. Rimessa laterale, il conto dei falli è 3-1. 3 falli per il 3M, 1 per Lagagas intanto. Calò, palla lunga per Calvaruso che la tiene, grande giocata Calvaruso. Si ferma, la finta, in mezzo Calò. Arrigo fa una splendida parata su Calò. Ma grande giocata di Calvaruso in mezzo alle linee. E ancora non si arrende Calvaruso. Calvaruso doppio passo, prova a puntare. La salva Lagagas. No, secondo l'arbitro, rimessa laterale. Rimessa 3M. Molinaro. Restivo. Calò. Calò. Allo spazio. Tenta lo strappo Calò. Il tiro. Arrigo coi piedi. Ottimo questo portiere Arrigo, sicuramente molto interessante. Restivo, la finta, gira per Molinaro, lo scarico facile per Calvaruso, di prima su Calò, palla troppo lunga. Ed è rimessa Lagagas. Cacciatore, Sacco. Di ganci palla lunga, Molinaro col petto, la controlla, Calò, 2 contro 2 adesso, sta ritornando Alfano, Calò il tiro, Sibila il palo, ci sono proteste, non è, almeno da qui non si vede benissimo dalle immagini, era un'immagine un po' più lontana, proviamo a zoomare un po' l'inquadratura, vedete cosa, ecco qua, con la inquadratura zoomata forse dovrebbe andare meglio, intanto Calò. La gira per Molinaro, Restivo di prima, Calvaruso sulla fascia sinistra è stato un treno, palla in mezzo, interessantissima la palla per Calò, non ci arriva coi tempi, ancora Lagagas. Cillari, lungolinea per Spaziani che riesce a passare col rimpallo, Norfo spazza. Rimessa laterale per Lagagas. Cillari. Sacco. Spaziani, palla lunga per lui, Molinaro. Norfo. Molinaro cerca il compagno, trova Calvaruso. Calvaruso non riesce a passare stavolta. Cillari, la gira per Spaziani. Spaziani, Norfo coi piedi. Ancora Molinaro, contropiede 3M. Può andare Calò, deciso, ma c'è di ganci. Protegge bene, rimessa laterale, Lagagas errore, qui 3M, ancora Calò, la giocata all'indietro, Molinaro, Restivo, Calò, prova lo stop a seguire, non va, Spaziani, contropiede, 2 contro 2, arriva in soccorso il compagno di Lagagas, ancora Cillari, di ganci il controllo col tacco, ancora Spaziani, Norfo, e poi Cillari, non trova il tap-in giusto, Norfo aveva fatto un'altra parata molto istintiva. Rimessa di Norfo, batte lunga con le mani, Calvaruso, mette giù, usa il corpo per proteggere, la gira, Restivo, Molinaro,
La Spisa, nuovo entrato, prova a passare. Rimessa la 3, battuta dell'Akagas velocemente. Spaziani prova subito il tiro, palo pieno dell'Akagas. E qui Cillari rischia un po'. Norfo respinge male. Norfo! E no, e subisce il gol. Subisce il gol e segna l'Akagas con il numero 27. Cillari. 3-3, pareggio dell'Akagas. E il pubblico per gli ospiti si riscalda. 3-3, Akagas 3. Pareggio ristabilito in una partita, in un secondo tempo che si è praticamente evoluto in una partita nervosa, competitiva a ritmi altissimi. Ancora 3M, la Spisa. Calvaruso l'ha giocata ancora la stessa, sempre importante. Con la suola, Calvaruso se ne va nel lungolinea, rimessa laterale indietro però. La Spisa l'ha battuta. Molinaro, Restivo. Restivo aspetta, scarica Molinaro. Molinaro, Restivo, pressione dell'Akagas. Restivo prova ad andare, riesce a passare Restivo col fisico. Ancora Restivo, la Spisa. La Spisa in mezzo a due. Non c'è fallo secondo l'arbitro e si continua a giocare. Akagas la riconsegna fuori. Ovviamente restituirà palla il 3M Calvaruso. Calvaruso restituisce molto sportivamente. Cacciatore ha messo fuori il pallone e c'è il cambio. Akagas che entra adesso con il numero 17, sbaglia. Occasione per il 3M. Messa 3 battuta. Restivo il tiro, palla fuori. Calcio d'angolo per il 3M. Calcio d'angolo per il 3M. La Spisa pronta alla battuta. C'è Molinaro al limite. Molinaro prova. Respinta. Di Ganci. Rimessa tra l'Akagas. Rimessa tra le 3M. Chiedo scusa. 3M. La Spisa. La Spisa prova a passare in mezzo a due. Prova il tiro. Tiro velleitario. Ma sicuramente si fa vedere. Il ragazzino ha personalità. Questo senza alcun dubbio. Arrigo. Rimessa al fondo. Cercherà la palla lunga con le mani. Al centro, Spaziani, Restivo fa fallo, calcio di punizione. È fallo al contrario. È fallo al contrario. 3M, calcio di punizione. Non ho visto bene l'azione, probabilmente Spaziani ha trattenuto un po' troppo Restivo per disorientare la marcatura. Ancora Molinaro. Restivo controlla. Calvaruso, palla in mezzo. Arrigo, spazza, tocca la rete di sostegno ed è rimessa laterale. Rimessa 3 è battuta la Spisa. Ancora Restivo, il capitano del 3M, va a Calvaruso, la tiene sulla linea, cacciatore. Calvaruso, rimessa laterale. 3-2, intanto il conto dei falli. 3 falli 3M, 2 Akagas. Akagas che gioca corta, poi la rimessa lunga. Attenzione cacciatore qui, la Spisa in anticipo. Scivola Molinaro e recupera Restivo. Cacciatore, ancora Akagas. Molinaro, l'ultimo tocco. Anzi Restivo, l'ultimo tocco è di cacciatore, rimessa laterale. 3M battuta. Molinaro allarga per la Spisa. La Spisa ha tutta una prateria. La Spisa prova il tiro, Arrigo. Cosa sta parando questo portiere? Classe 1996 Arrigo. Riccardo Arrigo, portiere interessante. L'Akagas, grandi qualità. La Spisa può puntare, la Spisa ancora. La Spisa tira, Arrigo! E salva cacciatore, c'era Calvaruso lì in agguato. Ancora Akagas che velocizza la manovra, molto bene. Qui Akagas pericolosa Spaziani, palla fuori. Ammonito un altro componente della panchina. Viene ammonito il numero 27 Cillari. Ammonito per eccessive proteste probabilmente. Ancora. No, vabbè, ma quello è un fenomeno, tu lo sai che quello è stato. Calma, basta,
Ancora 3M che gioca con la Spisa e poi Molinaro, la Spisa, Molinaro, palla in mezzo, Calvaruso protegge per la Spisa, Cacciatore, recupera Arrigo, Di Ganci lunga per Spaziani che può controllare, Spaziani all'indietro, Di Ganci il tiro, Norfo la tocca ed è calcio d'angolo, si distende con la manona Norfo, calcio d'angolo. Calcio angolo Acagas, Spaziani, Di Ganci, Spaziani provano lo schema, non riesce, in difesa Calvaruso protegge a terra per il fallo, Molinaro calcia fuori. 3M3, Acagas 3, in questo momento pareggio, una partita meravigliosa in questo pomeriggio, due squadre veramente forti, una in testa alla classifica, l'altra quasi in coda, ma sono due squadre che hanno una qualità immensa. Per questo campionato di C1 restituisce il giocatore dell'Acagas la palla a Molinaro, Di Grazia, Molinaro, Calò, adesso un quintetto un po' più equilibrato, Di Grazia, Calvaruso, palla in mezzo, Di Grazia non ci arriva, respinta, Acagas va velocemente, Spaziani, Spaziani il dribbling, Spaziani riesce, Spaziani e trova il gol l'Acagas, il gol del vantaggio, ha segnato l'Acagas con Spaziani, il numero 9, 4-3, grande dribbling su Molinaro e poi la palla sul palo più lontano. (3-4), 3M in svantaggio. Mancano soltanto 5 minuti come indicazioni dalle due panchine. Adesso si velocizza, Calò prova il tiro, palla fuori. 3M che adesso non deve avere fretta, deve provare a recuperare una partita che sta trovando un risultato che comunque sta rispecchiando le caratteristiche delle due squadre. Calò, attenzione Calò, ancora Calò, il tiro! Ed è Calò sotto la curva, si fa sentire. 3M 4, Acagas 4 e Calò vuole farsi sentire dal pubblico. 4-4. Che partita ragazzi, che partita. 4-4 e ancora 3M che resiste. Messa tra Acagas, Di Ganci, battaglia rimessa ancora per Cacciatore. Di Ganci, palla lunga, Molinaro scavalca il pallone, Sirone la tiene lì fuori, rimessa dal fondo 3M, Norfo, Di Grazia, ancora Di Grazia per Molinaro sul plus e poi il passaggio per Calò. Calò sbaglia il passaggio qui, la precisione su Di Grazia, Calò resiste, rimessa laterale, ancora Calò. Calò sbaglia qui il passaggio per Calvaruso ed è rimessa laterale, rimessa laterale Acagas. Rimessa laterale Acagas, Di Ganci cerca il compagno Cacciatore più lontano, viene servito, sbaglia qui, serve il 3, Molinaro aspetta la palla con i tempi giusti, Calò in aria, Arrigo, rimessa laterale 3M, deve battere velocemente, serve Molinaro, il tiro da fuori, Arrigo ancora. Che parate sta prendendo il numero 77. Ancora Molinaro, Di Grazia, Molinaro, Di Grazia, Calvaruso, il tacco, l'ultimo tacco di Calvaruso, rimessa laterale Acagas. 4-4, un pareggio bellissimo, veramente questo secondo tempo è diventata un'altra partita davvero rispetto al primo. Palla lunga, esce Norfo deciso sul numero 17, rimessa tra Acagas veloce, il tiro Di Ganci, rimessa al fondo 3M, Norfo, lungo con le mani per Calò che mette giù bene e poi il recupero del numero 17 Zambuto. Calò batte deciso e c'è un po' di nervosismo, voleva velocizzare la manovra Calò, giustamente l'arbitro cerca di calmare gli animi.
Giustamente Calò voleva velocizzare, l'arbitro ha fatto calmare giustamente gli animi. Molinaro, il tiro respinge Sirone. Rimessa laterale, Trem, Di Grazia, Molinaro, Calò. Sbaglia qui, fortunato però Calvaruso. Calvaruso palla in mezzo, respinge Di Ganci. Rimessa laterale, Trem, Di Grazia, Calvaruso in mezzo a due. Resiste la prima carica, la seconda Calvaruso, brutto fallo di Calvaruso, sto scendendo il cartellino, bisogna vedere qual è il cartellino giallo per Calvaruso. Il fallo era decisamente pericoloso. Fallo di Calvaruso su Di Ganci, sta verificando la condizione. Ci sono diverse proteste dalla partita dell'Agagas in particolare. La partita si sta innervosendo, l'arbitro deve gestirla col giusto polso. Il clima è davvero cocente e ardente questa sera. È una bolgia il Centro Sportivo Trem. Ancora diverse proteste numerose. Gioco fermo per diverso tempo, è tutto un tempo che verrà recuperato. Di Ganci zoppica, cerca di uscire a bordo campo. Ovviamente fallo, il quarto fallo del Trem contro i due dell'Agagas. Fate piacere di venire a vedere le partite. Dai raga! Calò e Calvaruso ammonito. Cartellino giallo Calò e Calvaruso, giustamente Zapparata non se lo spiega. Ammoniti. Ammonito anche l'alleato dell'Agagas adesso, c'è una girandola di cartellini gialli da parte dell'arbitro di oggi. Sta cercando di calmare gli animi. Adesso bisogna giocare la partita. Ci sta il pubblico dall'altra parte, però bisogna ritornare a giocare perché la partita è stata una partita bellissima fino ad ora. Si è innervosita proprio in questi ultimi frangenti, ma è normale, il clima della partita è caldissimo, a differenza di quello che c'è dell'ambiente fuori dal campo. Insomma, c'è un freddo incredibile, si gioca ancora. Adesso Agagas, ancora Cacciatore, palla in mezzo, Sirone cambia il gioco per Cillari, ancora Cillari, la gira per Cacciatore, Sirone può girarsi e tirare, Norfo. Di Grazia, Molinaro, Calvaruso la tiene sulla linea, Calvaruso palla in mezzo per Di Grazia prova il tiro, debole, Arrigo con le mani, Calvaruso, rimessa laterale, questa 3-3, Calvaruso alla battuta veloce, Calò, respinge Cacciatore, ancora Calò sulla linea, no, è fuori, però rimessa 3-3 ancora. Calò, rimessa laterale del Trem, Calò, batte in mezzo Calvaruso, il tiro, Arrigo, è una guerra adesso il Centro Sportivo Trem, anche se effettivamente è un brutto termine da usare specialmente in questo periodo, però la partita è davvero caldissima, rimessa laterale, sempre per il Trem, per la squadra di casa, che vuole vincere a tutti i costi questa partita e allungare in classifica. Calò, Calvaruso, ancora Calò, Molinaro, Di Grazia, Molinaro aspetta lo spazio giusto per tentare l'imbucata, Molinaro, Calò, palla per Calvaruso, centro aria, ancora Calvaruso la giocata per Calò il tiro, Arrigo,
Di Grazia si lamenta, voleva la palla in mezzo. Calcio d'angolo. Manca davvero poco alla fine di questo incontro, dovrebbe esserci almeno un minuto, poi ovviamente c'è considerato il tempo che non si è giocato. Intanto Di Grazia, Molinaro qui rischia il 3M, ancora Di Grazia, respinge Sirone, deciso, adesso è fisica la partita. Rimessa laterale, 3M, ancora per i ragazzi di casa, la rimessa laterale, la distanza va chiamata. Rimessa laterale. Calò, Molinaro in mezzo per Calvaruso. Molinaro! Arrigo respinge. E ancora Akagas che può prendere la macchia di Grazia in anticipo. Norfo allunga per Calvaruso, palla fuori. Rimessa tra Akagas. Cillari. Palla lunga. Messa dal fondo Norfo. De André con le mani, corta per Calò. Calò vede una prateria, vediamo se avanza. Serve Calvaruso, col corpo protegge Calvaruso, troppo lunga. Rimessa tra Akagas. Palla lunga, Molinaro mette giù. Calò, pressato dal giocatore dell'Akagas, ancora Di Grazia. Di Grazia un po' più di libertà e può gestire. Molinaro. Calvaruso deve giocare, sbaglia qui il passaggio. Ogni occasione può essere un rischio. 4-4. Sempre il risultato. 1 minuto e mezzo alla fine. Poi ci sarà probabilmente il recupero. Rimessa tra Akagas. Cacciatore. La giocata per Cillari. Ed è velocemente deve battere il 3M. Calò. Molinaro entra la Spisa per gli ultimi minuti a dare più energia e più freschezza. La mossa giusta di Zapparata, vediamo. Di Grazia, Calò, Cacciatore, rimessa laterale per il 3M. Molinaro, Calò cerca di servire Molinaro, respinge Cacciatore ed è rimessa tra Akagas però. Rimessa tra Akagas, battuta Cillari, attenzione, Cillari in aria. Cillari trova il gol. Il gol del sorpasso l'ha segnato Cillari. Ed è 5-4. 5-4. Un gol di grande caparbietà, di grande grinta. 4-5 per l'Akagas. Adesso il 3M deve reagire. Vediamo cosa succede. Di Grazia, Molinaro. È una partita che si gioca punto a punto, come in un incontro di box ben combattuto. Le riprese si dicono punto a punto, pugno a pugno. Ancora la rimessa tra l'Akagas, 4-5 risultato. Intanto il rinvio lungo a Molinaro. Di Grazia, Molinaro. Ed è fallo. Calcio di punizione per il 3M. Molinaro. Il calcio di punizione. Cerca Calò e sbaglia. Attenzione dell'Akagas, può andare in contropiede. Cacciatore lungolinea, resiste. Calvaruso lo spinge. Tutto comunque normale, rimessa laterale. Molinaro deve velocizzare la manovra. Molinaro serve la Spisa lotta e c'è il fallo. di Cacciatore sulla Spisa. Cacciatore era, se non vado errato, era già ammonito e infatti Cacciatore rosso per Cacciatore, era già ammonito e adesso l'Akagas giocherà con un uomo in meno ed è un'occasione importantissima per il 3M proprio adesso. Infatti Zapparata inserisce tutti gli uomini più fisici possibili di attaccanti. Ha chiamato il time out Zapparata per questi ultimi frangenti. Time out 3M. L'Akagas con un uomo in meno
3M che può approfittarne. Vediamo cosa succederà in questi ultimi frangenti. Rimanete ancora in linea e spero ve la state vedendo tutti sul nostro canale YouTube, perché è una partita meravigliosa, gol su gol, punto a punto, come un fantastico incontro di box. Ed è insomma una partita che ovviamente non ha nulla a che fare con la box, perché è stata una partita comunque al di là di tutto molto corretta, però è proprio la grinta delle due squadre che stanno lottando per i loro obiettivi di classifica, come avevo detto in introduzione della gara. E adesso si ricomincia con il 3M che presenta un altro uomo in campo, mentre l'Akagas di fatto è in inferiorità numerica. Calcio di punizione del 3M. Calcio di punizione del 3M, Molinaro alla battuta, c'è Runfolo in campo insieme a Calò e Calvaruso, tutta l'artiglieria pesante messa in campo da Zapparata. Molinaro, Calò, Molinaro, Runfolo con calma, devono trovare l'imbucata giusta. Molinaro, Runfolo sbaglia, Runfolo sbaglia e Zapparata si dispera, lo vedo da lontano. Rimessa battuta, palla fuori, palla per il 3M. Molinaro, Runfolo, Runfolo per Molinaro, adesso il baricentro si alza, ancora Runfolo, il controllo, Molinaro, Calò, Calò dentro, all'indietro per Molina, Runfolo sbaglia tutto e Zapparata con le braccia larghe si dispera. Rimessa alla 3 perché ha toccato la rete di sostegno. Runfolo non è entrato bene in questo frangente. Rimessa battuta, ancora Molinaro, Runfolo, Molinaro, Runfolo, Molinaro, lo scambio imperterrito dei due. Molinaro prova il tiro a rigo e spazza via l'Akagas e finisce così con la vittoria dell'Akagas per 4-5, con un 3M che deve purtroppo portarsi questa sconfitta a casa, ma che comunque un Akagas che ha combattuto con grandissima grinta. Non riesco neanche a commentare. Agrigento vuole vincere! 3M che deve assolutamente rialzarsi da questa partita e di fatto un Akagas che ha guadagnato 3 punti utilissimi per la loro classifica. Per Sporticili è tutto per questa partita. 3M Akagas da Ludovico Ampuso è tutto. Ci vediamo per le prossime dirette. A presto, grazie a tutti.